Cantiere e lavoro in corso a Villa Romana, incontrata Durrueli tra Porto Empedocle e Realmonte. Giovani archeologi sono impegnati nella prima campagna di scavi, condotta dalla sede secondaria di Catania e della scuola di specializzazione in beni archeologici di Siracusa. L'obiettivo dell'iniziativa è di risalire con certezza alla natura, strutture e funzioni della villa. Sono i primi scavi da quando il parco ha in gestione questo sito archeologico, come molti altri della provincia. Dico questo perché in passato la soprintendenza aveva effettuato alcune ricerche, quindi, che poi si sono fermate e che noi stiamo riprendendo adesso. Lo scopo è quello di conoscere e studiare meglio questo splendido insediamento di età romana, noto per i bellissimi mosaici, ma che può darci molte informazioni anche su tanti altri aspetti della storia romana del territorio di Agrigento. Questa nostra attività è importante perché segna una straordinaria sinergia con le istituzioni, con il Parco Archeologico della Valle dei Templi innanzitutto, diretto da Roberto Sciarratta, che va ringraziato per lo sforzo fatto nel concretizzare questa iniziativa, nell'Università di Catania, nella presenza di due istituti del CNR, l'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale e l'Istituto di Studi sul Mediterraneo di Napoli, insomma, e soprattutto ancora una volta anche con gli enti locali. Il Comune di Realmonte sta dando una straordinaria mano, molto semplicemente offrendo anche l'alloggio ai nostri allievi, quindi questa sinergia che accade tra le istituzioni poi si traduce sul campo anche in una straordinaria attività di coesione, no? Tra gli allievi, tra tutti noi che scaviamo qui sulla villa. Sono scavi chiaramente fatti con metodologia scientifica che chiaramente nel corso degli ultimi anni è cambiata tantissimo, soprattutto nelle strategie di documentazione e di raccolta dei dati. Oggi facciamo un uso quindi spinto delle tecnologie di documentazione, soprattutto per quello che riguarda gli spazi, quindi tutti i materiali, i dati che noi raccogliamo vengono raccolti contestualizzando nel loro spazio fisico e gestiti in una copia digitale della villa romana che stiamo pian piano ricostruendo. Quindi l'archeologia oggi si fa sia sul campo sia quindi in laboratorio, e questo modello digitale della villa ci permetterà di ricostruire le varie fasi che ancora mancano, quindi che ci racconteranno poi quella che è stata la storia lunghissima di quella che apparentemente sembra una villa unitaria, quindi costruita e vissuta in un lasso di tempo molto stretto, ma che invece nasconde tantissimi segreti e che ci racconterà anche del territorio, quindi quello che l'uomo qui ha fatto, e non solo come scelta insediativa per vivere e per passare un po', diciamo così, di svago, ma anche per quindi lavorare e per produrre. La villa ha restituito dei mosaici di grande interesse, sia per la tecnica che per la qualità, insomma la fattura che è molto elevata. I mosaici ci danno infatti delle informazioni sulla committenza, sui proprietari della villa, almeno nella fase principale di vita della villa. Si tratta di mosaici in opus sectile, che è una tecnica che si diffonde a Roma soprattutto nel I secolo d.C., e in opus tessellatum, cioè i mosaici a tessere, mosaici bicromi, a tessere bianche e nere, con medaglione centrale, con emblema centrale figurato. E in particolare alla villa abbiamo un mosaico con la raffigurazione del dio Poseidone e un altro mosaico molto interessante con la rappresentazione di Scilla. Quindi due mosaici a tema marino che ben si adattano appunto alla villa marittima quale è questa di Durrueli.